e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Se ne va la capolista? Dove se ne va? Più in alto va, ritorna dove stava. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video, invito come sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale attivando la campanellina. Oggi quante campanelline abbiamo attivato? Ben 4, perché abbiamo dato 4 palloni alla Samp, dopo aver dato 4 palloni all'Udinese. Lezione di calcio, come gioca questo Napoli? Ragazzi, questi ci fanno uscire pazzi, ragazzi, questi ci fanno sognare. È vero che il nostro obiettivo deve essere la Champions, ma questi sono impressionanti, impressionanti, come la P di prestazione che ha fatto quella di Udine, ma stasera ha ripetuto la prestazione di Udine, facendo non solo 4 gol come a Udine, ma una grande partita. Abbiamo lasciato il pallino all'inizio all'avversario, come facciamo di solito, poi veniamo fuori noi, quando veniamo fuori noi sono cazzi. Ma Osimhen è devastante quando va in contropiede Osimhen. Ma avete visto che cosa ha combinato? Gliel'ha buttata in bocca al portiere, ma avete visto come è andato via? Mamma mia Carmine, che velocità ha quel giocatore. Pazzesco, oggi doppietta per Osimhen. E Fabian Ruiz, un Fabian Ruiz così ragazzi. E ci credo che lo vuole il Real Madrid, ma l'avete visto com'è Fabian Ruiz? Con Anghissà vicino, è totalmente un altro giocatore. È ritornato il Fabian Ruiz di quando venne acquistato dal Napoli, un grande giocatore, che golasso. E Zelinski, che gol di Zelinski. Questo Napoli gioca a memoria, non è il Napoli di Sarri, è il Napoli di Spalletti, e i meriti vanno dati a Spalletti, a quell'uomo lì, sì, a Capalucida, che veramente ha dato una qualità pazzesca a questa squadra. Anghissà è stato quello che ha alzato il livello di questo Napoli con l'aggiunta su a centrocampo. Ragazzi, insieme a Fabian Ruiz si sono completati e sono diventati, ragazzi, 2 mediani della Madonna insieme. Danno qualità, una qualità elevata, uno che recupera i palloni e poi li dà a Fabian Ruiz e Fabian Ruiz gestisce e tira. Mamma mia. Mamma mia, non so più che dire ragazzi, non so più che dire. Questi ci fanno morire, ci fanno venire la pelle d'oca, ci fanno sognare, Vertice, primo posto in classifica, strameritato. Andate a vedere chi è la capolista. Andate a vedere chi è la capolista, non è più Milano, non è più il Milan e l'Inter, ma è il Napoli, la squadra con la N. Meritatissimo il primato per il Napoli. 5 vittorie, 15 punti, tanti gol. È subito uno con il Genoa, mi sembra, e basta. Uno solo, e uno con la Juve, 2 gol subiti, che poi quello con la Juve gliel'abbiamo praticamente regalato. 2 gol subiti in 5 partite, ne abbiamo fatto un casino di gol, 2 con la Juve, 2 col Venezia, 4 e 4, 8, abbiamo fatto praticamente 12 gol. Siamo una macchina da guerra, siamo un Terminator, ragazzi, mi viene da dire. Mamma mia quando siamo forti. Koulibaly insuperabile, Rachmani, che ne parliamo a fare? Coppia perfetta in difesa, coppia perfetta in mediana. Poi Di Lorenzo altrettanto bene, così come Mario Rui che stava facendo un gol della Madonna, quello stop di petto, il maestro veramente, ragazzi. E noi volevamo il terzino sinistro, ma questo Mario Rui, Spalletti l'ha dato una motivazione che qui va a finire che non ci serve più il terzino sinistro se gioca così Mario Rui. Ma veramente, ragazzi, in attacco la fase offensiva, Osimhen straripante, veramente tanta, mamma mia, micidiale, mi viene da dire micidiale. Insigne bene, sempre con i suoi tiri a giro, però ha giocato bene. Dall'altra parte Lozano, anche bene anche lui, mi sono piaciuti tutti ragazzi, cioè anche qui non c'è stato nessuno che abbia fatto male, tutti bene. Ho un Asse e Petagna e Del Mas che entrano dalla panchina e fanno altrettanto bene anche loro, così come Manolas, cioè ragazzi, un applauso a questo Napoli e a Spallettone. Godo come un capolista, con un capone, con la capa, cioè godo troppo. Lo so che dico stronzato, ma godo assai. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate carrozze, iscrivetevi al canale di Napoliel.
Sandoria? Oh, Sandoria. Cantacelo quel coro, vinceremo il tricolore. Ma intanto tu ti sei pigliato quattro sfogliatelle, belle infornate, belle capre. E stanotte tutte dinte la panza fanno male, non so come andrai a dormire. Intanto il Napoli è lassù. Siamo troppo forti, siamo troppo belli e siamo qualcosa esagerato. Con questo è tutto. Buona serata a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre, forza Napoli!